Perché sono rimasto suggestionato da questo libro? Perché secondo me Ester scrive in un modo apparentemente semplice che in realtà è particolarmente complesso, e quindi nel momento in cui l'occhio si posa sulle sue poesie parte un meccanismo che incuriosisce, tende a far scendere, ma penso che fra poco scopriremo anche perché. È un fico d'India il mio cuore, roseo, succoso, chiama, invita, tenta, spine innumerevoli e invisibili lo ricoprono. Le mani riempirtene potresti, o delle altre lasciarvene. Questo secondo me è quanto potrebbe già essere sufficiente per presentare. Volevo essere arenaria, che l'acqua mi disegnasse e mi modellasse il vento. Incrollabile granito sono, scivola via la pioggia e non mi scaffisce il maestrale. Volevo essere arbusto per giocare col sole e sul suolo arabeschi disegnare. Sequoia secolare sono, è pilastro e colonna la rigida ombra. Volevo essere bambina, con occhi ridenti e voce argentina, e farfalle rincorrere, con viso scavato da profondissimi solchi, pipistrelli nella notte. Mi piace farvi vedere anche per la copertina. Ester voglia sottolineare come per diventare poeti, per segnare il proprio destino di poeti, occorra spesso andare nelle profondità di se stessi, scendere nelle profondità di se stessi, anche a costo di incontrare le fiamme dell'inferno, perché è proprio dopo aver incontrato le fiamme dell'inferno che è possibile risalire a rivedere le stelle. E qui non sono certo nuova, perché la frase è appartenuta a Dante, Petrarca e soprattutto al Foscolo, no? Devo dire che pur essendo introspettiva questa silloge, è una silloge che tratta argomenti sociali, come fa d'altronde Ester nel quotidiano. Anzi. Silenzio. In questo silenzio che smisura è suono di gong, ogni fruscio, è fragore di cascata della gronda il gocciolio, è assordante martellare il ticchettio del pendolo. In questo silenzio che smisura è ululato di vento, anche il respiro. In stormo volerei, per disegnare arabeschi nei rossi cieli d'autunno. In stormo, sicura, fronteggerei raffiche improvvise d'accecanti piogge. In stormo, terre sospese più vicine vedrei all'orizzonte di cieli infiniti. In stormo, ali giovani e forti guiderebbero il volo, quando deboli e stanche vengono meno le mie. Ma come gabbiano, passero o falco, da sola affronto il mio cielo. Questa mia. Per favore fate silenzio. Per favore fate silenzio. Non parlate a voce alta, che è fragile questo brusio. Non cercate di brillare in questa pudica oscurità, perché ci sono parole che contengono cose fragili da maneggiare con cura. Personalmente non ho sentito subito questo richiamo, mi ci è voluto un po'. Forse perché un titolo come questo, prima di essere letto, dovrebbe essere capito, non spiegato, capito. E dico non spiegato ma capito, perché ognuno deve capire a modo suo. La spiegazione lo farebbe sentire e lo farebbe interpretare più nella direzione che vuole magari l'autore o che vuole il relatore. Il titolo va capito.